L'acqua è la risorsa più preziosa che ci sia, ma oggi è anche una delle più vulnerabili. Siccità sempre più frequenti, eventi meteorologici estremi, nuovi inquinanti come FAS ed una domanda crescente impongono un cambio di passo. È da qui che nasce il convegno Resilienza idrica e tutela del territorio, organizzato da Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, occasione di confronto sulle strategie da adottare nei prossimi decenni. Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è l'associazione delle 50 società dei servizi pubblici locali che operano nel territorio del Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi sono le società che si occupano del territorio, del benessere del territorio, delle infrastrutture e che sono anche uno strumento per gestire quella che è la transizione nella quale siamo immersi. Oggi per parlare di transizione parliamo della transizione che riguarda in particolare il sistema idrico del nostro territorio, l'acqua che è un bene assolutamente fondamentale anche nell'immaginario collettivo. Chiunque riconosce nell'acqua che l'acqua sia lo strumento fondamentale per la vita, per il benessere delle comunità. Noi, le nostre aziende, sono depositarie della responsabilità di gestire al meglio questa infrastruttura, questa risorsa così importante. Per gestire questa risorsa servono infrastrutture, servono tecnologie, servono le competenze delle persone. Oggi abbiamo organizzato un convegno nel quale parliamo della resilienza, che significa la capacità del sistema di affrontare anche gli eventi estremi e di farli diventare, non solo difendersi dagli eventi estremi, ma farli diventare delle opportunità. È un convegno particolarmente ben gradito e interessante. Parla in modo particolare del problema dell'acqua, anzi della risorsa dell'acqua e come questa ricopre un ruolo fondamentale nella gestione dell'ambiente e come noi gestori siamo fondamentali nel gestire la risorsa dell'acqua e come questa diventa importante in quel processo che si chiama resilienza. In particolare oggi Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto sono allo stesso tavolo per mettere in confronto i risultati che sono usciti da due processi diversi ma che portano allo stesso risultato. Uno è il MOSAV, che è il modello strutturale delle acque del Veneto, e l'altro è il master plan della risorsa idrica della Regione Friuli Venezia Giulia. Hanno due nomi diversi ma in realtà si sviluppano secondo stessi percorsi e portano allo stesso risultato. Oggi ne vedremo i benefici, vuol dire gestire una risorsa idrica in un territorio molto vasto, un territorio che ha anche molta variabilità da un punto di vista geologico, se volete strutturale, e anche da un punto di vista geopolitico, ma che è un territorio comunque omogeneo nel suo insieme. La cosa importante è che tutti questi lavori, tutte queste attività, tutti questi processi servono per gestire una risorsa per una popolazione che raggiunge e supera i 6 milioni di utenti. Questo è importante perché stiamo parlando di oltre il 10% della popolazione italiana. Non basta più intervenire quando arriva l'emergenza, serve programmare, collegare i territori e costruire reti capaci di gestire l'acqua in modo sicuro, anche nei momenti più duri. Sicuramente il Veneto ha dovuto in questi anni, per reagire a delle sfide importanti, tra cui la siccità nel 2022 e anche la criticità dovuta alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche nel Veneto, nella provincia di Padova, Vicenza, Verona. Il Veneto ha sempre avuto una grande lungimiranza sulle grandi interconnessioni acquedottistiche e il fatto che la Regione, attraverso Veneto Acque, abbia voluto investire sull'aggiornamento del modello strutturale degli acquedotti del Veneto ne è assolutamente la prova. Questo modello strutturale degli acquedotti del Veneto ha proprio questa finalità di andare a individuare gli schemi di massima dei principali infrastrutture acquedottistiche e di poterle appunto interconnettere questi centri acquedottistici per poter dare al cittadino una piena e sicura disponibilità di risorsa idrica. Questo per poter far fronte alle crisi della siccità, ma anche per far fronte a determinate fallanze che possono essere determinate sia da un punto di vista quantitativo, dal cambiamento climatico, sia anche da un punto di vista qualitativo, legato anche ai nuovi contaminanti emergenti. E quindi il fatto di avere una pianificazione di settore acquedottistico regionale che sia in grado di rispondere a queste criticità diventa importante, perché è così che si costruisce un sistema resiliente
regionale. Abbiamo sotto gli occhi tutti gli effetti dei cambiamenti climatici in termini di scarsità di risorse, ma anche in termini di eventi estremi che poi producono dei danni importanti nel territorio. Per affrontare questi temi noi abbiamo la consapevolezza che servono le competenze delle singole strutture, che sono poi gli nostri associati, ma soprattutto serve la vista sistemica. Oggi il convegno è tutto incentrato sulla prospettiva sistemica, che vuol dire la capacità di mettere insieme le competenze che sono distribuite nelle varie società per fare in modo che ognuno possa attingere alle migliori pratiche e mettere a disposizione del suo territorio le competenze anche di altri soggetti. Quindi la vista sistemica, le interconnessioni, appunto, il collegamento e le relazioni tra le persone e tra le aziende sono uno strumento ormai imprescindibile per fare il servizio alla comunità, che è quello a cui noi siamo chiamati. Il cambiamento climatico non guarda ai confini amministrativi, non guarda neanche ai confini delle nostre infrastrutture, per cui è necessario un approccio condiviso. È quello che nella regione Friuli Venezia Giulia è stato fatto già da qualche anno con gli operatori del servizio idrico, che si sono messi assieme e hanno pensato a come rafforzare insieme le loro infrastrutture e il loro servizio per anticipare, per prevenire quelli che possono essere i problemi derivanti nei prossimi anni dal cambiamento climatico, ma anche da altri trend come quelli legati a inquinanti emergenti. Per cui si dice l'unione fa la forza. Gli operatori sono stati in grado di mettersi assieme e predisporre un piano, un master plan per il sistema acquedottistico della regione per rinforzarlo e renderlo pronto alle sfide dei prossimi decenni. Io credo che oggi non ci sia più il dubbio se il cambiamento climatico c'è o non c'è. Gli scienziati tutti sono concordi sugli impatti, non sappiamo bene quando arrivano, con che tempistiche. Noi per sviluppare i programmi sulle nostre infrastrutture regionali ci siamo basati sui modelli matematici più aggiornati, condivisi da anche l'Unione Europea, e ne esce un fenomeno che anche per la nostra regione richiede veramente una gestione, che vuol dire momenti siccitosi, che vuol dire momenti in cui ci sono grandi botte d'acqua. Ecco, noi guardando quindi al 2050, al 2070, oggi pensiamo come modificare e migliorare le nostre infrastrutture per trovarci pronti. Al centro del confronto due strumenti destinati a guidare il futuro della gestione dell'acqua, il MOSAV, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, ed il master plan del Friuli Venezia Giulia. Sistemi diversi ma legati da un unico obiettivo: superare la frammentazione del passato e sviluppare governance condivisa, nella quale infrastrutture, dati, competenze e programmazione diventano patrimonio comune. Questo degli eventi estremi in un senso e nell'altro è uno dei temi da affrontare. Ad esempio questa vista sistemica di cui parlavo nel Friuli Venezia Giulia, ma anche in Veneto, ha messo le due regioni nelle condizioni di affrontare questa prospettiva creando un sistema infrastrutturale connesso, in modo tale che quando in un qualche ambito territoriale ci fosse una crisi, ad esempio di scarsità idrica, il resto del territorio attraverso infrastrutture può trasferire la risorsa dove la risorsa è scarsa. Poi c'è il tema di come difendersi dagli eventi estremi, e lì tutto il tema di come migliorare l'efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque è un altro tema importante del quale bisogna tenere conto anche in termini qualitativi, perché non è che possiamo prescindere dalla qualità dell'acqua che poi restituiamo ai fiumi e al mare. Quindi abbiamo anche la responsabilità di governare la qualità oltre che la quantità. La variabilità del territorio si esprime anche attraverso una diversa sensibilità o un diverso effetto della crisi idrica. In modo particolare in alcune zone si è proprio vissuto la mancanza e si sente la mancanza di acqua, mentre in alcuni territori si vive la sovrabbondanza di acqua. Questo per dire quanto è variegato e quanto è, diciamo così, distinto in varie forme questo territorio. Questi tipi di progetti, che sono MOSAV e il Master Plan, servono proprio per mitigare gli effetti negativi dell'ambiente e riuscire a tamponare quelli che sono gli effetti della crisi idrica nel bene e nel male, cioè nella carenza e nella sovrabbondanza.
Lo schema acquedottistico del Veneto centrale è il primo degli schemi facente parte del modello strutturale degli acquedotti del Veneto che ha avuto successo. Abbiamo un attingimento importante nelle falde del Medio Brenta Carmignano, dove è possibile ed è sostenibile prelevare questa risorsa che viene poi distribuita nell'ambito anche delle provincia appunto di Padova, di Venezia, giù fino a Chioggia e Cavarzere, dove l'attingimento di acque superficiali soffre sia del cambiamento climatico e quindi della risalita del cuneo salino, piuttosto anche dei contaminanti presenti sui corsi superficiali d'acqua. Ma ciò di cui si occupano gli operatori non è solo garantire l'acqua in momenti difficili, anche verificarne la qualità, assicurarsi che ciò che arriva nelle case e nei campi coltivati sia priva di sostanze inquinanti, controlli che spesso passano inosservati, indispensabili per la sicurezza pubblica. Dal 2013 il nostro territorio della Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza, è stato profondamente interessato dalla contaminazione delle sostanze perfluoroalchiliche. 37 milioni di euro lo stanziamento che la società ha messo sul tavolo per tutti gli investimenti da realizzare per il contenimento delle sostanze perfluoroalchiliche nelle acque potabili. Siamo a metà dell'opera, abbiamo installato i filtri a carbone attivo presso tutti i nostri impianti e centri idrici, ma il nostro impegno va ben oltre. Quindi abbiamo sviluppato, e oggi lo presentiamo nuovamente dopo essere stati a Ecomondo e in Confindustria, una tecnologia che risolve alla radice il problema dei composti perfluoroalchilici. È una tecnologia basata sulla ossidazione radicalica, la fiamma viene considerata come un reagente e le sperimentazioni hanno dato ottimi risultati in termini di efficienza, andando a degradare completamente e mineralizzare i PFAS in acido fluoridrico, quindi in fluoro elementare. Oggi non possiamo più parlare di emergenza, la società si è attivata in collaborazione con il sostegno di tutte le autorità, quindi la sanità regionale e nazionale con l'ARPAV e l'ambiente e tutte le istituzioni. Gli acquedotti sono tutti messi in sicurezza e a livello di informazioni vengono rese note costantemente tutti i monitoraggi che facciamo costantemente sull'efficienza dei carboni attivi e sull'efficienza generale dei nostri sistemi idrici. In questo percorso il Veneto con il MOSAV ed il Friuli Venezia Giulia con il suo master plan indicano una strada concreta: trasformare la sicurezza idrica in un'infrastruttura strategica per il territorio e lasciare alle generazioni future una risorsa più resiliente, protetta e sicura.